Ciao Lazzari, stamattina siamo a Lipari, Isole Eolie, siamo al castello di Lipari, un castello che ci racconta i secoli di storia, non solo delle isole ma un po' di tutto il meridione. Un castello che è stato fortificato nei secoli, anzi direi nei millenni, sì, proprio così, nei millenni, perché vedremo che da qui i primi scavi archeologici sono state ritrovate addirittura le capanne del periodo neolitico, quindi parliamo di più di 3000 anni fa, in uno spettacolo meraviglioso, non solo di storia, ma anche di natura. Non ci credete? E chiama Bre. Le maschere greche, vedete la maschera della vecchia, che poi ci riporta un po' a quella che è la nostra tradizione presepiale napoletana, no? Delle facce, la vecchia con un occhio un po' così, come dire, che ci porta alla tradizione dei presepi dei pastori napoletani. Mi viene in mente la vecchia lavandaia, la vecchia fattucchiera, millenni di storia.
qui ci troviamo in un piccolo gioiello che si nasconde all'interno della fortezza di Lipari, del castello di Lipari, il chiostro normanno. Un gruppo di monaci benedettini si insediò a Lipari durante la riconquista normanna della Sicilia da parte di Ruggero, intorno all'anno 1083, per iniziare il ripopolamento dell'isola dopo le distruzioni saracene dei secoli precedenti. Ma il chiostro e il monastero vengono eretti una cinquantina di anni dopo, intorno all'anno 1131, con Ruggero II, che eleva l'abate di Lipari a vescovo. Lo schema architettonico si può considerare canonico per la presenza dei monasteri benedettini. Sul lato sud, quello che vedete alle mie spalle, troviamo i resti di una chiesa, vedete, dell'altare? Invece ai lati si sviluppano gli ambienti del monastero. Il chiostro è leggermente trapezoidale, quindi non il tradizionale quadrato che conosciamo, e ha sui lati ambulacri coperti a crociera, vedete, ognuno dei quali costituito da 4 campate. Bene cari amici, avete visto? Allora, la storia del castello di Lipari è antichissima. I primi nuclei abitati risalgono a 7500 anni fa, periodo neolitico, e poi man mano il castello è stato costruito piano piano da tutte le popolazioni che si sono susseguite. È una storia infinita, incredibile, meravigliosa del nostro amato meridione delle Isole Eolie di Lipari. Ciao, adieu!